Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati. Allora, oggi prendiamo questi due bellissimi esempi tratti dal libro Gli scacchi esperti, volume 2 di Renato Clementi, e volevo proprio riportare queste sue considerazioni per quanto riguarda l'individuazione dei motivi tattici. Allora, spiega ovviamente che andare a calcolare tutte le varianti, tutte le mosse è un grande dispendio quantitativo sia di tempo che di energie. Perciò bisogna selezionare bene le mosse in cui bisogna capire bene quali sono le mosse che richiedono veramente la nostra attenzione in termini di tempo e di calcolo. E ci dà alcuni motivi tattici, per esempio, è bene attaccare un pezzo quando questo è sospeso, quindi quando c'è un pezzo, li chiamano sospesi perché sono pezzi che non sono difesi da nessun altro pezzo dello schieramento, allora questo può essere un motivo di tatticismo. Oppure l'eliminazione di un difensore, supponiamo che ci sia questa torre che protegge questo alfiere. L'alfiere è la mettiamo così, l'alfiere è minacciato dalla donna. Ok, questa è la situazione, quindi c'è la donna che minaccia l'alfiere, ma l'alfiere non può essere preso perché ora lasciamo stare le possibilità di scaccomato eccetera eccetera. L'alfiere non può essere preso perché è protetto dalla torre, però se io vado ad attaccare la torre, quindi supponiamo che le due torri stiano anche in comunicazione fra di loro, se io vado con un cavallo, meglio ancora, se io vado ad attaccare la torre, è vero sì che guadagno anche tra l'altro la qualità, ma questo pezzo che era difeso dalla torre ora non è più difeso. Quindi questa è l'eliminazione del difensore, detta anche deviazione. Poi ci sono gli scacchi, ovviamente, se ci sono delle condizioni come queste e si vedono magari due pezzi importanti, magari anche con la possibilità di dare scacco in questa situazione, e vediamo che il cavallo con un po' di mosse può arrivare qui, beh, questo può meritare la nostra attenzione. Quindi attacchi doppi anche di pedone, se vediamo due pezzi, uno qui e uno qui, beh, possiamo immaginarci che presto può esserci un attacco di pedoni in questo modo. Oppure ancora, possono esserci i pezzi prigionieri. Che cosa sono? Sono quei pezzi che hanno poca mobilità e possono essere attaccati facilmente. Se vediamo che qui per esempio manca un pedone e vedo che posso metterci un alfiere, beh, la torre purtroppo non può spostarsi perché ha poca mobilità e posso imprigionarla e alla prossima mossa posso catturarla. Poi parliamo di pezzi sovraccarichi, ovvero quando c'è un pezzo che magari tiene due pezzi. Esempio stupidissimo, questo alfiere protegge i due cavalli. Ok, perfetto. E poi ci mettiamo una bella torre. Ok, c'è questo alfiere che protegge questi due cavalli, protegge sia questo cavallo dall'alfiere nero, sia questo cavallo che dalla torre nera. Tuttavia, se uno dei due pezzi va ad attaccare, l'alfiere non può più tenerli tutti e due perché viene spostato e c'è un guadagno di materiale. Quindi questi sono i pezzi sovraccarichi. Poi ci sono le classiche inchiodature, esempio, cavallo qui, alfiere e donna, e qui c'è il re. Ecco, qui questa è una classica inchiodatura dove il cavallo non può togliersi perché altrimenti c'è scacco e in più abbiamo due pezzi contro uno solo, quindi sulle inchiodature si può fare tantissimo gioco e tantissima pressione. Poi ci sono i punti critici. I punti critici è quando c'è magari un pedone isolato e si cerca di attaccarlo e difenderlo il più possibile. Per esempio donna, torre e donna che difendono questo pedone e dall'altro lato abbiamo torre, torre e donna.
In questo caso, questa casa qui occupata da questo pedone è un punto critico. E ci sono tante altre, ma queste sono, diciamo, le più importanti. Quindi quando vediamo uno di questi tatticismi possibili, allora ne vale la pena spendere un pochino di tempo. Allora, adesso a proposito di ciò, andiamo ad analizzare una partita fra Keres contro Karpov. Mettiamo a posto i pezzi della scacchiera, sempre un lavoro divertentissimo. E andiamo a vedere sin da subito come nelle fasi di apertura i giocatori giocano correttamente in modo solido, classica poi struttura di grandi maestri che giocano solidi, quindi senza troppi gambetti e cose romantiche. E vediamo come una semplice considerazione errata poi potrà far crollare tutta l'intera posizione. Allora, Keres col bianco e Karpov col nero. Si gioca una ovest indiana, quindi abbiamo D4, cavallo F6, C4 e 6. Qui finora non si è ancora delineata nessuna struttura, tuttavia dopo cavallo F3 e B6 è chiaro che il nero voglia giocare un'ovest indiana. A questo punto anch'io rispondo sempre all'ovest indiana con G3, perché? Perché l'alfiere in fianchetto è fortissimo e se vado a creare strutture come queste ho forti attacchi qui, quindi sinceramente piace anche a me giocare G3, quindi abbiamo un fianchetto contro un fianchetto, alfiere B7 e alfiere G2. Alfiere 7, giusto per sviluppare un attimo quell'alfiere camposcuro, cavallo C3 e ora abbiamo arrocco e arrocco. Quasi sempre quando entrambi gli schieramenti arroccano uno dopo l'altro significa che siamo in una posizione molto equilibrata, i tempi di sviluppo sono più o meno simili e quindi va benissimo. Qui subito cavallo in E4 per giocare diverse spinte di pedone e andiamo già a creare un pochettino delle minacce, diciamo che qui si minaccia una impedonatura. Proprio per evitare tutto questo il bianco gioca donna C2. Qui segue la presa e la teoria ci dice proprio che possiamo prendere sia di pedone, ci teniamo l'impedonatura e in questo caso è vero che abbiamo l'impedonatura, però ci si apre anche questa diagonale e soprattutto dopo eventuali spinte possiamo anche perdere questo pedone e ci togliamo l'impedonatura, ma qui il bianco decide di prendere di donna, che è sicuramente una possibilità. A questo punto segue C5, torre di 1, D6, anche per dare lo spazio al cavallo di mettersi in D7 o eventualmente in C6. Ok, questa è la nostra posizione. Andiamo un attimino a fare qualche considerazione. Allora, si nota subito che il nero ha un pezzo sospeso, che è l'alfiere in B7, che è un pezzo che non è difeso da nessun altro pezzo. Quindi, eventualmente, nel tempo, dopo un eventuale dopo che il nostro cavallo si toglie dalla F3, ora ovviamente questa mossa non è possibile, abbiamo il nostro alfiere che può attaccare di scoperta il suo. Facendo sempre delle considerazioni astratte per ora, sarebbe fantastico avere la donna in C2 o in D3 perché dopo questa scoperta di cavallo si minaccia il matto. Il nero magari deve difendersi da questo matto in qualche modo, per esempio con questa mossa, e allora noi andiamo a prendere l'alfiere. Già questo può essere un'ottima considerazione, Può essere un'ottima considerazione. Quindi a cosa siamo partiti? Abbiamo visto che c'era un alfiere sospeso, stiamo cercando di pensare a come sfruttare quella possibilità. Ovviamente, ripeto, andare subito non so, a ritirare anche solo il cavallo per dire se il nostro avversario non se ne accorge, gli prendo quell'alfiere. Questo va bene all'inizio, quando si inizia a giocare a scacchi per principianti, ma
non si gioca mai sulle speranze, non si gioca mai speriamo che il mio avversario non se ne accorga così guadagno un pezzo. Questo è un tipo di pensiero che non funziona, cioè giocare coi sei coi ma bisogna tuttavia cercare invece di cercare delle linee piuttosto forzate, come quella lì del matto. Attualmente dicevo il cavallo non può andare qui perché c'è la batteria di donna più alfiere e la donna non si trova sulle case bianche per andare a sostenere poi su H7, quindi questa possibilità viene sfumata. Però intanto concentriamoci ancora su questo alfiere in B7. Se la donna invece va in B3, va comunque ad attaccare a raggi X, si dice, l'alfiere in B7 e dopo un'eventuale presa di pedone ovviamente il nero non può prendere né con questo pedone altrimenti perderebbe la donna grazie alla torre, né con questo pedone altrimenti perderebbe l'alfiere. Quindi questo potrebbe essere un altro motivo tattico molto interessante, ma una piccola considerazione: sì, noi possiamo assolutamente giocare donna B3, ma come può parare questa mossa il nero? Ma con una mossa semplicissima come per esempio donna C7. Donna C7 ha tolto la donna da un ipotetico attacco a raggi X della torre e va a difendere l'alfiere in B7. Ora, il nero con una semplice mossa ha tolto tutte le minacce e ha migliorato la sua posizione. Noi per l'ennesima volta abbiamo, ti ricordo le mosse che ha fatto la donna bianca, è andata da D1 a C2, poi è andata a C3 per catturare il cavallo e poi è andata da B3, quando in una mossa solo D1 B3 poteva accadere tutto questo. Quindi stiamo perdendo un sacco di tempi in sviluppo e non stiamo sicuramente migliorando la nostra posizione. Quindi queste mosse, questi attacchi, questi tatticismi vanno fatti solo se, oltre a creare delle minacce, andiamo anche a migliorare la nostra posizione. Ok? Quindi diciamo che minacce possibili, ora sempre dal punto di vista tattico, ma ovviamente che non è detto che migliorino la nostra posizione, sono donna C2 o donna D3, sempre per la storia del donna più cavallo in H7, o donna B3 per attaccare quell'alfiere. Ma ripeto che non è detto che siano per forza mosse che vanno a migliorare la nostra situazione. Ora vediamo come è veramente continuata la situazione. La partita tocca al bianco e gioca donna C2. Donna C2 sicuramente perché avrà pensato a questo tema, ma anche perché ora c'è bisogno di un pezzo che occupi le case bianche. In più non si trova molto per questa donna messa in C3. Quindi donna C2. Segue cavallo C6 e già questo cavallo C6 ci fa capire che il tema della scoperta sull'attacco in alfiere B7 è andato a farsi friggere. Ecco perché non bisogna puntare tutto su speriamo che il mio avversario, perché già nella mossa dopo, che è una semplice anche mossa di sviluppo oltre che di attacco, ha già rovinato tutti i nostri ipotetici piani. Ora segue pedone per C5, pedone per C5 e il bianco gioca B3. Sembra una mossa veramente buona questa, perché il bianco ha praticamente quasi completato il suo sviluppo, sta per farlo con la mossa successiva che sarà alfiere B2. Alfiere B2 mette l'alfiere camposcuro su una fortissima diagonale che può essere ovviamente fonte di batterie, ma ovviamente Karpov non permetterà tutto questo perché c'è una risposta fortissima del nero che forse il bianco non aveva considerato. A5. Questa mossa ovviamente va a creare un attacco di minoranza e valla a fermare perché sicuramente la prossima mossa, anche magari preparata, è questa qui, e se cerchiamo di fare cose come questa abbiamo un bellissimo cavallo che nessuno toglierà più da qui. Quindi bisogna fare veramente molta attenzione e cercare di capire quali sono le mosse che possono migliorare la nostra posizione. Andiamo a vedere invece quest'altra partita. Allora, questa è una posizione profondamente diversa da quella di prima. Innanzitutto lì eravamo in un'apertura, qui siamo in un medio gioco molto avanzato e
I motivi tattici ora sono veramente sovrabbondanti, quindi la difficoltà non sta più nel cercare di trovarli, ma anzi nel coordinarli fra di loro, perché di motivi tattici ce ne sono tantissimi. Innanzitutto dal punto di vista del bianco c'è l'attacco in ottava traversa, perché c'è questo re nero che non sa dove andare e basterebbe un semplice attacco di questo tipo, ovviamente ben preparato, per creare lo scacco matto, e il nero sa di avere questa debolezza e magari non vede altro, non vede solo il momento per creare una via di fuga per il re. Quindi c'è la debolezza dell'ottava traversa, l'alfiere in C5 sospeso che è indifeso, la donna nera stessa è in difesa, il cavallo può minacciare un matto andando qui o qui, ovviamente sempre ben preparato, quindi andando a creare un matto su G7, il punto G7 stesso è debole. Ma vediamo le cose anche al contrario, che abbiamo un alfiere in E3 che è sospeso, un cavallo in D4 che è inchiodato, e ovviamente inchiodato perché non si può togliere, perché sulla stessa linea abbiamo alfiere e re. Insomma, la posizione non sembra favorevole per nessuno dei due giocatori. Quindi bisogna calcolare tutte queste e bisogna andare di calcolo, c'è poco da fare. Il bianco in questa posizione trova una soluzione a dir poco spettacolare. Tenendo conto che abbiamo ora due pezzi, un alfiere e una donna che puntano su D4, ovviamente non possono prendere perché seguirebbe il matto poi di donna, no? Come gioca il bianco? Ragioniamoci un attimino e vediamo che il bianco fa una mossa che sicuramente non verrebbe quasi mai in mente così a vederla, che è cavallo C6, andando a minacciare la donna. E uno dice, ma cosa me ne frega a me che mi minacci la donna? Perché tu ora mi prendi innanzitutto l'alfiere in E3 con scacco e quindi devi perdere un tempo solo a mettere al sicuro il tuo re. Giusto? Perfetto. Ora, dopo re H1, io nero devo pararmi dalla minaccia di matto. Per esempio, tolgo la mia donna da questo cavallo e mi metto in G8. Oh, così non temo nulla, sia che tu mi prendi la donna, sia che vieni qui con la donna, non mi interessa nulla. A questo punto, donna G8, re per G8, cavallo in E7, il re è costretto ad andare in H8 e matto. E queste sono tutte combinazioni forzate. Quindi da qui si vede la genialità di questa mossa. Rimettiamo i pezzi come erano, qui c'era un alfiere e qui c'era una donna. Ok, si è giocato cavallo in C6. Ovviamente il nero non ha accettato questa giocata, ma ha deciso di giocare pedone per C6, eliminando quel cavallo piuttosto pericoloso. A questo punto alfiere per C4, scusami, l'alfiere era in C5, alfiere per C5, perché qui c'era il cavallo che era andato lì, ok, alfiere per C5, con ulteriore rafforzo su questa casa. Ora, siccome l'ottava traversa è debole, il nero cerca un modo per mettere in comunicazione donna e torre e proteggere l'ottava con alfiere di 7. Perché alfiere di 7 non per esempio H6? Perché dopo H6 seguiva donna G6 e l'entrata qui era praticamente impossibile da evitare anche con soluzioni di questo tipo. Comunque in un finale la donna sarebbe stata più forte. Quindi donna alfiere, scusami, in D7, alfiere D4, minacciando sempre il punto G7 che avevamo detto in principio che era debole, e 5 cercando un po' di parare l'inevitabile, alfiere per, e qui ovviamente il bianco ha vinto perché segue donna G8 per difendere questo punto e alfiere D7 con guadagno netto di un pezzo.